Allora, prima cosa, Luca Scognamiglio, vai a cagare, ma proprio vai a cagare con tutto il cuore, perché oggi veramente mi avete rotto le palle tutti voi milanisti, dovete proprio farvi impalare vivi. E seconda cosa, meno male che almeno in radio succede molto da livello, perché sennò, guarda, è una tristezza. Terza cosa, Luca Scognamiglio, vai a cagare. Quarta cosa, devo dire, anzi, facciamo i complimenti alla signora, cioè perché ti devi lamentare di questo? Marco Rubeo, torna a essere una persona seria, per favore. Bastardi. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Qui da questa soleggiata Milano di inizio primavera è qui con voi a parlarvi il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera, insieme al solo, unico, l'inimitabile, la rockstar definitiva Cugino Vittorio, buonasera. Grazie Mick, grazie di questa bellissima introduzione. Di nulla, caro cugino. È tornato a trovarci una persona, come potremmo definirti, abbastanza esotico, una persona che nella vita se la sa cavare, diciamo. Sì, me la godo ogni tanto. Bentornato caro Carletto, buonasera. Un bacio ragazzi, grazie mille. Sei contento di essere qui? Per quanto possibile in questo luogo essere felici, direi di sì, mi devo avvicinare. Bene, ed è tornato a trovarci, rullo di tamburi, da Teheran, barra Kabul, barra Napoli, barra non si sa da dove, il signor Talebano! Buonasera a tutti! Non sapete ragazzi quanto sia triste per me essere tornato in questo scempio di trasmissione. Ma quelle truppe lì le hai addestrate un minimo? Quella schifezza che chiamate esercito, l'hai addestrato? Ma per l'amor del cielo, ma un minimo di rispetto. Cioè tu mi accusi perché degli stagisti si sono fatti prendere. Ma dai pazienza. pakistani pure. Ma vabbè, pakistani. capita. Cioè le persone migliori le teniamo negli uffici, mica le vediamo a morire al fronte. Ma scusami, anche tu Vittorio. Cosa siete d'Italia, cioè? Siamo organizzati anche noi, non pensare. Cioè, io sono un manager e giustamente sono in ufficio, cioè prendo, vado a fare un attimo le missioni, diciamo, una volta così, questo era un uomo di campo, andava a far esplodere, faceva le missioni. Ammetto che mi sono imborghesito, anche perché sai, ormai ho una certa età. Ma ci racconti cosa ha fatto nell'ultimo mese, che siamo tutti curiosi di sapere che fine aveva fatto. A parte contribuire a ammazzare Khamenei. Ma ho lavorato tantissimo, ragazzi. Mi sono preso un giorno di ferie perché davvero non ce la facevo più. Ero cotto. Francamente, continuare a fare avanti e indietro, viaggi aerei, jet lag. Poi sono arrivato qui, giustamente mi hanno soppresso il volo. Quindi sono venuto in macchina, solo che in Italia la benzina costa così tanto che sono rimasto a piedi e non ho i soldi per fare il pieno. Perché tu devi sapere che gli israeliani non sono come gli americani che pagano subito cash, sì. Pagano riba 120 e quindi devo aspettare ancora 3 mesi prima che mi arrivino i soldi. Senza interessi, ovviamente. Certo. Bene, possiamo partire. Ovviamente vogliamo dire al signor Bibi Netanyahu che questo soggetto non fa parte della formazione ufficiale, che i 7.000 euro li vogliamo comunque e sempre ad ogni puntata. Io dico solo che sono riuscito a strappare un sorriso lieve alla regia addirittura. Vabbè, ma perché la regia nega, dice di no. E allora signori, direi di partire, così almeno con la chiusura di questo primo blocco chiudiamo anche l'argomento, con l'argomento di punta di questo periodo, insomma, di queste ultime settimane, che grazie a Dio tra una settimana finirà.
ossia il referendum della giustizia sulla separazione delle carriere, che si terrà questa domenica e questo lunedì. Ma ovviamente noi non siamo una trasmissione seria, quindi non ne parleremo in maniera seria. Come abbiamo fatto nelle ultime 2 puntate, portiamo avanti la bellissima rubrica che io ho modestamente, io personalmente, intitolato Sparare sulla Croce Rossa, ossia prendere i peggiori commenti sui peggiori social network dei peggiori boomer, ossia X e soprattutto Facebook, e commentare questi post di questi nostri amici che ovviamente sostengono il fronte del no, per dimostrare una semplice cosa, che il suffragio universale andrebbe abolito. Tanto ricordiamo, salutiamo Luca Scognamiglio che sicuramente è stato il primo teorico di questa cosa. Esatto. Io più si avvicina la data delle elezioni, cioè più si avvicina la data del referendum e più sono convinto che il suffragio universale andrebbe abolito. Ma portiamo delle prove a sostegno di questa tesi, quindi chiederei alla regia di inquadrare la prima prova. Questo è un post di Facebook di una certa Sara Cico a Cico, e vabbè, è fin qua. Già qua. Vi piacerebbe che ad operarvi fosse un medico sorteggiato? Vota no. Condividete con tutti. Io non sapevo che tu potessi scegliere il primario che ti opera, davvero. Si fa Esatto. così. E il punto Caspita, è da me esattamente funziona in maniera questo. diversa. Il punto è esattamente questo. Ovviamente, allora, non è che dobbiamo spiegare la riforma, perché della riforma se ne è parlato in lungo e in largo, però il sorteggio dei membri all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura non è come dire il sorteggio del magistrato che ti va a giudicare, cioè si sta mandando una quota di giudici e pubblici ministeri all'interno di un organo amministrativo che serve ad amministrare quelle che sono le carriere dei magistrati. Non è come dire che devo scegliermi io il magistrato, devo scegliermi io il medico e quindi non va bene il sorteggio. A parte che, come dici tu, il medico non me lo scelgo io, quindi cosa cambia dal sorteggio all'ospedale che sceglie il medico per te, il chirurgo per te? Io ti dico, secondo me questa gente, quando scrive queste cose, nella sua testa si immagina che i magistrati vengono scelti. Immagina Camera, subito quanto è Parlamento, la russa con una ciotola, un bigliettino che fa così come bingo e chiama Tipo Champions, così, tira Paramara, fuori. prego, Esatto. dopo arriva uno e fa bingo, Esatto, arriva Gratteri, cioè la gente se le immagina così. Quando pensa al sorteggio si immagina proprio questo. Non è la ed lotteria grave. degli scontrini, Non è questa. bravo, citazione colta, non è la Grazie. lotteria degli scontrini, è il sorteggio tra tutti i giudici che ci sono sul territorio nazionale con determinati anni di anzianità, di carriera. Quindi già, ma poi cosa c'entra il medico? Cosa c'entra il medico? È proprio l'esempio più sbagliato. È proprio l'esempio più sbagliato, ma non ci limitiamo a questo. Abbiamo anche un'altra prova, e questa direi che ovviamente arriva da X e da X da Twitter. Arrivano soltanto arrivano soltanto le cose più belle. Allora, il presidente scrive: i migliori alleati del no al referendum sono gli Stati Uniti e Israele. Un certo Max, giustamente, a sua volta gli commenta: questo è troppo sottile, confesso di non averla capita. Beh, allora c'è un buon motivo in più per votare sì. Scusatemi, se sono gli Stati Uniti ed Israele è il motivo perfetto per votare sì. Sono 7.000 motivi per votare sì. Carletto? Anche questo non l'ho capita, è davvero troppo sottile. Carletto, ma secondo te i migliori alleati del no al referendum sono gli Stati Uniti e Israele? Sì, guarda, ci metto dentro anche tipo la Russia, secondo me. Ignazio la Russia. Ma perché? Non lo so. Ma te perché tanto è talmente sottile che non si capisce, quindi prendo coglio. Io non mi stupirei che questo commento in realtà l'avesse scritto Luca Scognamiglio sotto alter ego, sinceramente. Probabile, ma perché? Cioè, io penso di aver capito il senso di questo post, ossia... No, allora, penso di aver capito il senso. La Meloni è alleata di Stati Uniti e Israele. Stati Uniti e Israele, secondo lui, si stanno comportando male, quindi si stanno comportando male, la Meloni è alleata a loro, la Meloni ne sta risentendo e quindi vincerà il no al referendum. Il problema è che la gente continua a non capire che questo non è un referendum sul governo Meloni, è un referendum su una riforma della giustizia che oltre al governo Meloni è condivisa dal Partito Radicale
ed ha tutta una serie di giuristi della società civile come l'ex Luthor, No. esatto, Sbagliato. esatto, come l'ex Luthor, e anche da alcuni esponenti del centro-sinistra come l'ex sindaco di Milano Pisapia e altri, e l'ex ministro delle infrastrutture dei 5 Stelle Danilo Toninelli, Anche che ha quello detto ha di fatto votare Mani Pulite, sì. come si chiama quello sbandato? Sì, Antonio Di Pietro, esatto, Antonio Di Pietro, Pietro. esatto, del centro-sinistra, che ha detto di votare sì. Lo salutiamo. Ovviamente Ciao, lo salutiamo Antonio, e gli ciao. chiediamo Ciao, di non abbraccio. querelarci. Comunque, Quindi, Craxi potevi evitare, ma... quindi per chi non avesse ancora capito, non è un referendum sul governo Meloni, è un referendum su una riforma della giustizia che va commentata e giudicata nel merito, o no? Cioè, perché è passato questo concetto che sia un referendum sulla Meloni? Ti piace la Meloni? Voti sì. Non ti piace la Meloni? Voti no. Ma è un argomento serio, non dovrebbe funzionare così. Cioè, come tutti quanti i referendum vengono strumentalizzati poi dai vari partiti politici per cercare di tirare più acqua al proprio mulino. Certo che una persona che prende ragione, dice è un referendum che può essere utile all'Italia, che l'abbia portato la destra o la sinistra, non è importante. Certo. L'importante è che sia qualcosa di utile. Votare per partito preso perché la riforma mi piace, ma la Meloni no, quindi voto no per non dare consenso alla Meloni. Esatto. Cioè, secondo me, tu sei in malafede, fai il male. Cioè, fai il male di tutti noi e delle generazioni anche che verranno. Ci vorrebbe anche un minimo di orgoglio e di pudore nel dire. Sono d'accordo. Cioè, questa qua è un modo di fare che viene dal fascismo, viene dagli anni 40, abbiamo provato a cambiarlo 40 anni fa, non ce l'abbiamo mai fatta, finalmente che abbiamo il potere noi cittadini di ribaltare questa cosa, noi la ribaltiamo perché? Perché Tizia non mi sta simpatica. Perché la porta avanti la Meloni. Ragazzi, e la Meloni mi sta sulle palle. Volete farvi del male da soli. Volete farvi del male. Quindi, signori, domanda da $1 milione, rispondiamo tutti in coro. Queste persone dovrebbero avere il diritto di voto? No! E direi che con questo no, anche se noi ovviamente chiediamo a tutti gli ascoltatori di votare sì, di andare no, perché altrimenti No, perché se no se no effettivamente quindi cosa bisogna votare? Sì! Sempre sì. Breaking news, Sempre i barbari eleganti dicono di votare no al referendum. E si mette il video di noi tutti in coro che gridiamo no! Allora direi di andare con la prima canzone, i Depeche Mode con John the Revelator. John the Revelator, put him in an elevator, take him up to the high side, take him up to the top where the mountains stop, let him tell his book of lies. John the Revelator, he's a smooth operator, it's time we got him down to size. Take him by the hand, put him on the stand, let us hear his alibis. Claiming God, that is only right. He's stealing a God from the Israelite, stealing a God from the Muslim too. There is only one God, do and do. Civilized, multiplied by 7, multiplied by 7 again. 7 angels, 7 trumpets, send them home on the morning train. Who's that shouting? John the Revelator, all he ever keeps is his pain. Who's that shouting? John the Revelator, he should probably say the shame. Civilized, multiplied by 7, multiplied by 7 again. 7 angels, 7 trumpets, send them home on the morning train.
who's that shouting? John Revelator. All he ever gives us is pain. Well, who's that shouting? John Revelator. He's your power's head shame. John the Revelator. John the Revelator. John the Revelator. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo i Depeche Mode con la bellissima John the Revelator. E allora, che dire? Possiamo iniziare con le notizie tipiche di questa trasmissione radiotelevisiva, questa trasmissione radiofonica. Allora, direi di partire con la notizia più bella, che è quella per cui possiamo prenderci un po' più di tempo per commentare. Mamma dà ai figli caramelle alla cannabis per avere tempo libero per sé. La scoperta dell'ex marito. Dopo i weekend con lei avevano fame e sonno. I test clinici hanno poi confermato i timori del padre, evidenziando la positività ai cannabinoidi. Ora, prima di addentrarci nella lettura di questa notizia, nella dinamica, visto che si parla anche col tema della famiglia del Bosco, di dove deve finire la potestà genitoriale, dove deve iniziare il buon senso di far crescere dei figli in delle situazioni normali, dare la cannabis a dei bambini per farli stare tranquilli potrebbe essere un metodo di insegnamento, di educazione interessante dal punto di vista genitoriale? Sì, può essere una variante alla melatonina. Allora, no, su questo sono d'accordo. Magari di sera per andare a dormire sì. In qualsiasi altro sito secondo me no, giusto? No, beh, si è sentito. Quindi no? No, non credo, bro. Tu sì? Assolutamente sì. No. Tu, cugino? Cugino, ma secondo te? Ovviamente sì. Ovvio che sì, anzi. Come direbbe Sal Da Vinci, sarà per sempre. Sarà per sempre sì. Sarà per sempre sì. Va bene, signor Talebano, lei che va spesso a Napoli per lavoro, insomma, interagisce, avrà imparato la lingua locale. Visto che non ci siamo più visti, è contento della vittoria di Sal Da Vinci? Beh, sinceramente sì. Sì. No, Da guarda, Kabul i miei ti favano colleghi per erano lui. talmente contenti, poi sai, allora, sono un po', diciamo, entusiasti, euforici. Sono andato nel momento giusto e mi hanno fatto anche un gran scontone, devo ammettere. Sì, questo sì, ci sì, fa sì. piacere. Quindi sono contenti loro, sono contento Contenti io, tutti. sicuramente non sarà contenta la sala stampa di Sanremo, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Caramelle gommose dal gusto stupefacente, quelle che una mamma di 34 anni ha dato con regolarità ai suoi 3 figli con un obiettivo ben preciso: drogare i bambini per calmarli e potersi ricavare del tempo libero senza distrazioni grazie al tè contenuto nei dolciumi. Vabbè, sì, il THC. Scusate, non si legge bene da qui, c'ho anche gli occhiali da sole, scusate. Comunque, vabbè, drogarli adesso. Sì, è un parolone, Drogarli. diciamocelo. Adesso pino. 2 canne. 2 canne, 5 euro, cioè che cazzo devi fare? Complimenti comunque. Altra citazione colta. L'episodio che si è svolto in Michigan e ha visto l'arresto della 34enne Stephanie Lynette Mogg è emerso dopo la denuncia dell'ex marito. L'uomo aveva notato comportamenti sospetti nei figli di 6, 10 e 11 anni. Vabbè, anche 10-11 anni che li chiami ancora bambini. Io conosco della gente che ha un paio d'anni in più di quelli lì che loro chiamano bambini e già si fanno di canne di loro al parchetto per conto loro. Al ritorno dai weekend trascorsi con la madre, i piccoli apparivano in stato confusionale, colpiti da attacchi di risa incontrollate, fame chimica e un'insolita sonnolenza. I test clinici hanno poi confermato i timori del padre, evidenziando la positività ai cannabinoidi. Le indagini condotte dalla polizia locale hanno rivelato una pratica sistematica e inquietante. Durante le interviste protette, i bambini hanno raccontato che la madre offriva loro le caramelle drogate come se fossero normali dolciumi, facendolo diventare un rito quasi fisso ogni volta che otteneva il permesso di tenerli a dormire a casa sua. Quindi, non è che gli faceva fumare le canne, gli dava dei dolciumi con dentro un po' di THC. Sì, però se posso permettermi, Prego. la parte finale, quando gli era permesso
farli dormire a casa. Vuol dire che comunque lei non aveva l'affidamento. No, esatto. Cioè, quindi lei, cioè, quindi lei prendeva i figli magari 2 giorni a settimana, Esatto. li drogava perché non aveva abbastanza tempo libero e Esatto. rompevano i coglioni. Rinuncia alla custodia, fai prima, scusa. Esatto. Però raga, in Michigan, ma a questo punto è cruciale, non ci avevo fatto caso. Negli Stati Uniti tutto il mondo è paese, cioè ci sta, dai. Ma cosa c'è? Pensavo in Italia, bro. Ma no, in Michigan. Ma no, ma in Michigan va bene, dai. Quindi in Michigan va bene. Ma Cioè, sì, ma va bene che cazzo- drogare i figli perché sei in Michigan. Ma no, ma dico, dormiranno sulla paglia in Michigan. Cioè, Ma non è cosa che vero! t'aspetti? Perché dovrebbero dormire sulla paglia in Michigan? Cioè, dimmi una città che c'è in Michigan. Ma che ne so? Capito, perché dormono sulla paglia, cazzo. Sono Detroit. Bastardo, mi hai rovinato il Effettivamente dormono sulla paglia, allora. capito. Complimenti anche per questa. E appunto, a proposito di dormire sulla paglia, li faceva dormire con la paglia. Complimenti. Oggi siamo on fire. Oggi freddure incredibili. E per citare gli Oscar, una battuta dopo l'altra. Cugina. Va bene che sentiamo tutti l'assenza di Gaz, ma fare le sue freddure imbarazzanti non serviva. Cioè, te lo chiedo veramente col cuore di non andare avanti con queste freddure imbarazzanti. No, cugino, io continuerò a farlo. Non mi faccio intimorire. No, non mi fermerete. La giustificazione fornita dalla donna, ovvero la necessità di avere momenti di pace per se stessa, quindi nonostante già per la maggior parte dei giorni a settimana non ce li avesse, comunque aveva lo stesso bisogno di giorni per se stessa, a discapito della lucidità dei figli, è stata considerata un aggravante morale del reato dai procuratori che hanno seguito il caso. Quindi in Michigan, se vogliono i procuratori sottoposti sotto il potere esecutivo, dovrebbero votare no. Votate. No, cos'è che è? Non ha senso. No, però vedo che ci sei arrivato un po' dopo. È talmente sottile che non l'ho capita. È sottile che nessuno l'ha capito. Oggi è un citazionismo dietro l'altro. Allora, signori, andiamo avanti. Un'altra notizia. Questa ne parliamo dopo che serve più tempo. Allora, torniamo in ambito ecclesiastico, che è un ambito che al cugino Vittorio piace sempre tanto. Questo negli Stati Uniti. Sì, perché dollari, cazzo. Se oggi sono poco attento alle cose. Fa niente, ci piace anche così. Sei un po' come i bambini. È vero, sono un po' assopito. Un po' assopito, euforico e con un po' di fame chimica. Secondo me hai mangiato una caramella. Ho mangiato 3 caramelle. 3 caramelle addirittura. Capito, Donare $10.000 in 90 secondi per diventare milionari. La promessa del pastore fa discutere. Ai. Negli Stati Uniti... Florida poi, cioè... No, la Florida è un grandissimo stato degli Stati Uniti. Dormono sulla cocaina, però dico... Vabbè, però è un grandissimo stato. Negli Stati Uniti un appello lampo durante una conferenza religiosa scatena polemiche sul confine tra fede e business. Un pastore della Florida ha chiesto donazioni da $10.000 in soli 90 secondi. La promessa era una ricompensa divina sotto forma di ricchezza milionaria. L'episodio è avvenuto durante una conferenza profetica ADR. Saranno tutte quelle religioni New Age di questi che in realtà sono delle sette, di questi qui grandi businessmen in America che si autoproclamano pastori e fanno queste conferenze dove fanno venire tutti a fargli comprare libri da $500 per... Vabbè, Fufaguro italiano a Dubai alla fine. In realtà abbiamo anche un altro esempio di questa cosa qui, ne fa parte Tom Cruise, ma visto che ogni volta che quella religione viene nominata partono le querele, non nomineremo quella religione che inizia con la S. Comunque, il video dell'appello è diventato virale sui social, molti osservatori parlano di pressione psicologica e sfruttamento dei fedeli. Ragazzi, domanda da $1 milione, che è la domanda che ci facciamo sempre in questa trasmissione, almeno una volta alla settimana. Metodo Vanna Marchi? Sì. No, è uno schema Ponzi ecclesiastico in realtà. Vabbè. Beh, ma è anche un metodo Vanna Marchi questo, sai? Sì. Cioè, per chi non lo sa, anche se tutti lo sanno, secondo me, cioè gli scemi vanno inculati. Esatto. Cioè, uno che dà $10.000 a un prete... Mi fa morire che tra le due parole volgari hai scelto di modificare quella meno volgare delle due. Sì? Sì. Non ci ho fatto caso. Gli scemi, sì. No, prego. Vabbè, comunque stavo dicendo, è legittimo, cioè cosa devi fare? Se sei un businessman, sei anche pastore, quindi hai anche l'aggancio con i fedeli, gente di fede, quindi che capito, si lascia anche trascinare, poteva metterci anche uno zero questo, magari, non so, in Florida sono anche pieni di soldi in teoria. Sì. Faccio magari 180 secondi, $100.000, capito?
Sì, però è un po'... è un po'... come si dice? Borderline. No, è un po' circonvenzione di incapaci. Beh, il prete che chiede, magari non metterlo su internet, sai che ti beccano, però farlo ok, tu per quindi tu sta ci tutto nella starebbe. furbizia. Secondo me sì. Cugino, stiamo parlando di gente credente, quindi è per forza circonvenzione di incapaci. Cioè, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, se non doveva arrivare lì. ma sono molto più onesti i colleghi di Tony Montana in Florida, dai. Di questa gente qua. Su queste persone che si fanno come diceva Anna Marchi, si fanno inchiappettare. Che si fanno Stavo inchiappettare. cercando il lemma più- Allora, su queste persone che si fanno inchiappettare da queste religioni New Age che sembrano più dei congressi dei fuffaguru, onestamente sono d'accordo con lui. Poi io non generalizzerei troppo. No, io invece sinceramente sono molto a favore di questa cosa, mi fido di queste persone e consiglio a tutti quanti, al posto di investire in cripto, bitcoin, titoli di Stato, io consiglio sinceramente di affidarsi a queste persone e di investire i soldi qua. Hanno dei tassi di interesse clamorosi, non capisco perché non dovrei fidarmi. Vabbè, innanzitutto parliamo con il nuovo leader dei talebani a Kabul, quindi pure lui ci avrà tutti i suoi giri, le sue cose lì con i soldi riciclati da Arabia Saudita. Ricordiamo che a Kabul la banca centrale non è comandata dai Rothschild. No, ma ha fatto un culo così il fisco iraniano, lascia perdere. Cioè, ho dovuto spostare tutte quante le mie Invece, sedi per perché quanto riguarda la religione ufficiale, cugino, l'unica differenza che c'è è che questi fottono direttamente il privato, invece la religione canonica ufficiale che tu santifichi perché per te è beatissima, l'inculata la dà a tutti perché l'8 per 1000 lo chiede a tutti, e anche se tu non glielo vuoi dare, lasci in bianco, se lo piglia maggiormente lo stesso, quindi l'inculata te la mette lì a forza. Cioè, quantomeno qui è volontaria. Quello che ti fa la chiesa convenzionale è proprio stupro, è violenza letteralmente. È stupro. Bene, il cugino... Salutiamo il Santo Padre. Il cugino Vittorio ha dimostrato di non sapere che cos'è l'8 per 1000. Bene, direi di andare con un po' di pubblicità e poi con la seconda canzone, Frank Zappa con Millie Bobby Brown Goes Down. Bobby Brown Goes Down. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good.
women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Frank Zappa con Millie Bobby Brown Goes Down. Cugino, ma per carità, cioè qui stiamo parlando di uno dei più grandi geni della musica contemporanea, Cioè Millie Bobby Brown. E tu mi stupri il nome di una canzone fondamentale dove prende per il culo praticamente tutti i perbenisti che esistono su questa terra. Mi faceva ridere perché Millie Bobby Brown è un pochino... Comunque... Anyways, partiamo con il blocco più consistente di questa puntata, di questa trasmissione. Questa è strong, ma è talmente divertente che non potevamo non leggerla. New York tragicomica. Manifestante di sinistra urla slogan pro immigrazione, ma dietro di lui sbucano all'improvviso dei terroristi che lanciano una bomba al grido di La Allah Akbar. Arrestati due musulmani di origine turca. Il sindaco Zoran Mandani dice colpa del suprematismo bianco. Sì, sicuramente quello. Sicuramente quello. Però qui non me la raccontano giusta. Secondo me questi due erano due afghani. Sei d'accordo, dottor Talebano? Potrebbero essere gente tua, dei tuoi uomini. Va bene, lo ammetto. Abbiamo scoperto poi, io e il mio gruppo di intelligence, che a quanto pare erano dei ragazzini appena presi. Degli stagisti. Come soliti stagisti. Non vi preoccupate. Ho già inviato una lettera di richiamo, ovvero ho mandato 4 persone a dare 50-60 frustate a testa, perché più o meno è quella la lettera di richiamo. Tra le 50 e le 60. Sì, tra le 50 e le 60, ecco. Se proprio non capiscono, 2 fucilate ai piedi. No. Marco, ha ragione. Va una insegnata a questi ragazzi, su. Però ragazzi, per tornare al merito della notizia, chiedo anche a lei, Carletto, mi dica. esimio dottore, Mi dica. ma quanto è comico il fatto che si faccia questa manifestazione pro immigrazione e da dietro sbuchino due terroristi immigrati che gridano all'Akbar lanciando una bombetta? Cioè, quanto è un cortocircuito questa cosa? Dici che è un cortocircuito, secondo me invece è esattamente la rappresentazione di ciò che cazzo è il mondo, nel senso che tu magari manifesti pro qualcosa, però quel qualcosa sono un cazzo di oggettivamente inqualificabile. Capito, è inqualificabile, quindi poi ti sbatti la faccia contro la realtà e ti tirano una bomba perché la realtà è quella. Esatto. Quindi come quando vedi gli esponenti del PD in televisione che dicono ma è sbagliato prendere a cinghiate i pickpockets, anche loro hanno una famiglia, anche loro danno dei diritti. Martellate la polizia, esatto, dici, fratello, a questo punto ti piglia cinghiate, che forse è meglio, no? Fa meno male.
La sinistra quindi è un po' ipocrita, arriviamo a questa Ma conclusione. secondo me non è a sinistra, secondo me Zoran Madman. Ah no, manifestante di sinistra, quindi sì. Capito. Oibo. Capito, quello è il paradosso. Ma io non penso neanche che siano così stupidi, penso che siano direttamente in malafede. Sicuramente quei due lì che hanno fatto questa cosa... Però tempismo perfetto, Tempismo perfetto. Sì, infatti Dio li benedica. Cioè, secondo me erano degli idioti che hanno voluto fare una cosa molto troppo stupida che poteva finire anche male, sinceramente. Certo però che se questi qua vengono presi per il culo persino da chi difendono, cioè capisci che c'è qualcosa che non va, no. Se vieni preso per il culo da chi ti protegge, cioè da chi lotta per te. Esatto, da chi lotta per te. Vabbè, ma non lo so, ragazzi. Se difende animali alla fine. Io penso che sia incommentabile. Non vorrei dirti che siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché il punto di non ritorno... ci arriveremo settimana prossima dopo il referendum. No, il punto di non ritorno in quel dì di New York sarebbe fare un altro attentato per proclamare l'indipendenza della Palestina da dei propal armati di bandiera arcobaleno. Sì. Cioè quello sarebbe probabilmente il top del top. Però la risposta del sindaco comunque noi non ci siamo soffermati, ragazzi, però... Che dà la colpa al suprematismo bianco. È sicuramente cioè, colpa del due suprematismo. turchi che ti tirano una bomba e il suprematismo bianco è la colpa. Perché secondo lui i turchi sono bianchi. Sono bianchi, cristiani. Questa è una giusta osservazione. Cioè, come fai a non definire i turchi comunque come etnicamente bianchi? Cioè, mi sembra... Io non li definisco bianchi. Ma dipende, ci sono... ci sono oggettivamente dei turchi di origini più anatoliche che magari sono biondi con gli occhi azzurri, non so, sembrano... Sono albini. Può essere, noi non lo sappiamo, insomma... Sono turco. Ti immagini che sono turco, cazzo? Carletto Balconi non sapevo di essere turco. Sapevo di essere turco, lo scopre i barbari. In realtà si chiama Murad. No, nome turco. Il tuo piatto preferito è il kebab, per caso? Sì, no, non quello che fai così, capito? Dopo il piatto. Vedi, quello turco. Capito? È perfetto. È tipico. Vabbè, noi amiamo lo shawarma, quindi in teoria dovremmo essere dei... Sì, assolutamente. Siamo più o meno lì. Almeno il kebab non lo paghi 20 euro. Riso e pollo. Riso e pollo. Siete dei cimbro. Ragazzi, la mensa aziendale propone quello, non è che possiamo fare altro. Giusto. Allora, torniamo in ambito ecclesiastico. Dai, però questo è vero ambito ecclesiastico, ragazzi, cioè vescovo. Posso fare un vescovo dell'unica chiesa che esista. Ragazzi, comunque c'è da notare un dettaglio, vi guardo in faccia, sempre negli Stati Uniti ste porcate. Vabbè, perché è un paese molto vario, molto eterogeneo. Ma proprio perché sono degli animali. Vabbè. Ma no, ma assolutamente no. Vittorio, cosa hai da dire? Cugino, noi come filoamericani dobbiamo opporci a queste parole. Assolutamente, ci dissociamo. Chiederemo al dottor Talebano di punire Carletto alla loro maniera, insomma, perché offese così grandi al più grande paese del mondo non sono accettabili. Quindi, dopo la Padania, ovviamente. Quindi le chiediamo, signor Talebano, ovviamente finita la trasmissione, perché non vogliamo rendere gli spettatori edotti di queste immagini, di punire il signor Carletto. Io accetto solo contanti. Solo contanti a camera. È per forza, non posso. È per forza. Allora, come dicevamo, esatto. Vescovo accusato di aver rubato dai conti della diocesi arrestato in aeroporto con $9.000. Erano per i poveri. Il vescovo Emanuel Scialeta è stato arrestato in aeroporto mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti su un volo con $9.000 in valigia, dopo essere stato accusato di appropriazioni indebite e riciclaggio di denaro. Ma se devi farlo, fallo bene, mi viene da dire. Hanno $270.000. Accusato di aver rubato $270.000 alla sua diocesi, il vescovo Emanuel Scialeta è stato arrestato in aeroporto mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti su un volo diretto in Europa con $9.000 in valigia. Tra l'altro non raggiunge i $10.000, quindi in teoria ha studiato il tipo.
Il prelato a capo della cattedrale cattolica Caldea e dall'eparchia di San Pietro El Cajon in California è stato scoperto e fermato la settimana scorsa all'aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di imbarcarsi su un volo di linea intercontinentale verso la Germania. Non bisogna mai andare in Germania, caro Emanuel. A carico del vescovo pesanti accuse finanziarie di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. C'è chi parlava anche di spaccio di droga, ma non... insomma... Il vescovo, ma la notizia qua non ne parla, il vescovo, comparso lunedì mattina davanti a un giudice per un'udienza preliminare, dal suo canto si è dichiarato non colpevole di tutti i capi di imputazione, 8 per appropriazione indebita e 8 per riciclaggio di denaro, ma intanto è trascorso gli ultimi giorni in cella dove rimarrà fino al processo se non pagherà una cauzione di $125.000. Secondo i giudici, infatti, l'aver prenotato un volo con tutti quei soldi è sintomo di possibilità di fuga. Beh, sì. Che c'è da dire? È una notizia talmente diciamo che incredibile. ma si commenta da sé. Cioè, Vabbè, guarda, cugino. secondo me sai chi la commenterebbe davvero bene. Appunto. Cugino, dai, fai la tua invettiva anti-ecclesiastica. Ma la mia invettiva anti-ecclesiastica. Innanzitutto, in questo caso, invece, io vi sorprenderò e mi schiererò dalla parte del prete. Perché, lo so perché. Perché i soldi tu sei un fottuti incoerente di merda solo perché a nome ebraico adesso ti schieri a favore. Ti dovresti vergognare, Vittorio. Prezzonato di merda, prezzonato di merda. Oh, scusami, 7.000 euro a puntata non si guadagnano mica da soli, Scusami, va bene che te non percepisci nulla perché, insomma, stando dall'altra parte con dagli scappellati non giusti, insomma, non ricevi certe somme, però noi Chi sono gli scappellati giusti e gli scappellati ingiusti? guarda che anche i musulmani hanno Lo so. Non lo sapevo. Tanto loro lo fanno dopo, non lo fanno come lo fanno gli ebrei subito dopo la nascita. Ma almeno non sente niente. Esatto, loro lo fanno qualche settimana dopo. Vabbè, dai. Comunque ogni soldo, ogni denaro tolto a questa questa associazione a delinquere per me è un denaro benedetto, quindi fa bene, anzi sarebbe stato veramente perfetto se li avesse spesi per acquistare sostanze stupefacenti e per andare a donne di facili costumi. Vabbè, non sarebbe stato neanche il primo articolo No, che leggiamo esatto. di un prete che va trans e pipa cocaina comunque, però vabbè. Ma il cugino non ha nominato i trans, perché lei ha voluto specificare proprio? Perché si fa, perché si fa. Sei un po' inculato. Lei è un estimatore? Di trans? No! No, della Chiesa Cattolica volevo dire. No, ma inculare gli scemi ci sta, secondo me. Quindi sono d'accordo anch'io col prete. Non perché è ebreo, però, Ma non è ebreo. No, vabbè, si suppone. Ha un nome ebreo. Però si suppone, sì. Cioè, già che c'è un nome ebreo. A parte che fate sapere a memoria quali sono i nomi ebrei. Vabbè, Emanuel. Vabbè. Quindi Macron. Sì. Cazzo. Infatti non a Poveri caso in questa francesi. trasmissione non è mai stato attaccato il presidentissimo Macron. Il grandissimo presidente Grandissimo presidente Come una Macron. trama. Io sono un supporter di Macron, è l'unico che ha detto non rompete i coglioni, abbiamo l'atomica. Ci sa. È l'unico in Europa che ha detto l'unico in Europa che ha detto qualcosa. Macron. Bro, gli brucia la sedia sotto il culo, mo si vota in Francia, ci credo. Comunque le faccio i complimenti per l'eloquio, veramente. No, io dico... Le faccio i complimenti per questo fine nozionismo del lessico italiano. Comunque qui non va bene, c'è il talebano, poi ci scopre pure la nuova sigla della trasmissione. E cos'è? Lo sappiamo tutti qual è? No, chiudi. C'è il copyright. Chiudi che ci fanno saltare. Chiudi. Ci fanno saltare, chiudi. Ci tirano un'occasione di patriot addosso. Esatto. Allora, Vabbè, passiamo a qualcosa di un po' più serio. chiudiamo formale, l'ambito dai. ecclesiastico. Qualcosa di un po' più leggero. Qualcosa di un po' più leggero. Allora, rompe con il fidanzato sperando di non vederlo mai più, ma lui frequenta la sorella. Giocatore di Serie A. Ragazzi, questo è un giocatore di scacchi Serie A. pazzesco. Cioè, questo, ragazzi, Voi clamoroso. cosa ne pensate in generale di questo modus operandi? Grande Se la invidia. Allora, se voleva fare davvero il colpo grosso, sarebbe andato a letto con la mano. Vabbè. Però capisco che No, non ma si può magari pretendere c'è ancora un altro step. Cioè, ma ci sa che magari non voleva rovinare il rapporto col suocero, capisci? Cioè, magari si trovava bene. deve frequentare. buoni rapporti col suo. Esatto, cioè per quale motivo devi rovinare i rapporti col suocero? A questo punto direttamente passa all'altra fazione. Lo facciamo prima.
Dottor? Ah no, ma io l'ho detto, gran giocatore, grande rispetto. Lei ha mai fatto una roba del genere? No. Ma avrebbe voluto? Sì. Lei? Beh, sì, l'ho fatto effettivamente. 2 mie mogli in realtà sono gemelle eterozigote. Sì. Ma come funziona per i musulmani? Cioè, le mogli di un... Cioè, è tipo... sai, io studio il diritto commerciale all'università. E... Sì, vabbè, studi. No, vabbè, io studio il diritto commerciale commerciale all'università, Università Cattolica, ci tengo a fare la marchetta, Esatto, alla facoltà di bravo, giurisprudenza. fagliela No, vedere. che vi dico di non farlo Scusa. per il brand. E nel diritto commerciale si studiano i gruppi di società. E c'è la capogruppo, che è la holding, e c'è il tipo di gruppi di società a stella, praticamente, con la capogruppo in mezzo e tutte le altre ordinate attorno, oppure sono a catena, cioè ognuna è collegata ognuna all'altro. Per i matrimoni musulmani come funziona? Cioè è tipo a stella, che c'è il marito in mezzo e le mogli sono a sé stanti, oppure è una roba a catena che le mogli sono sposate anche tra di loro? Allora, penso che sia più il primo caso, allora. però ci illumini. Allora, tendenzialmente è una cosa tra me e lei. Però a noi piace fare le cose in famiglia, ci sentiamo tutti quanti una grande famiglia. Penso che abbiamo capito tutti, penso che non ci sia bisogno di entrare nei dettagli più scabrosi. L'unica cosa che ti dico è che con le mie mogli attuali ancora, cioè tutti quanti siamo nella stessa casa, comunque ho una casa su più piani, siamo tutti quanti insieme con i bambini, eccetera. L'ex moglie invece ce li ho da un'altra parte, perché... E si può sapere dove? No. Dai, lo dica. Non lo posso, per questioni legali. Va bene. Era per caso lo stesso luogo dove veniva rinchiuso lei fino all'anno scorso almeno? Sì, è lo stanzino di Radio Libertà, No! esattamente. No, ammettiamo. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Ma perché? E ovviamente voglio rassicurare i nostri gentili ascoltatori, nello stanzino di Radio Libertà non ci sono davvero le ex mogli del talebano. Ma sai, allora, più che altro è che ero un po' arrabbiato e quindi ho detto, senti, fai così, visto che, allora, ti spiego una cosa. Prego. Quando avevo le mie mogli, io le sceglievo tutte quante belle, ok? Certo. Cioè, tutte quante belle, magre, sempre a dieta. Ci credi che da quando ho divorziato avevano iniziato a mangiare perché mi ha chiesto 2.000 euro d'alimenti, mi stavano portando sul lastrico, te lo giuro. Allora io ho fatto un accordo, io ho detto, ti lascio una delle mie ville su a Dubai e ti levi dai maroni e non mi chiedi più niente. Però niente. purtroppo la villa Dubai è stata coinvolta esattamente, ed era per questo che non lo potevo negli dire. ultimi lanci di missili dall'Iran. Io non c'entro niente preciso. Sicuro? Certo, io ero dall'altra parte del Golfo Persico, quindi non c'entro ma niente. Franza-Spagna purché se magna. Vabbè, ho capito, però fino a una certa, quelli lì sono dei pezienti, hanno finito tutto. No, è vero, però. Cioè, se i cinesi iniziano a inviarmi qualche bonifico, posso fare un po' a Voltagabbana e pensarci, ma fino a quel punto lì rimarrò con gli israeliani, anche se pagano riba 120. Cioè Vabbè. Sì, vabbè, però sa, devi essere proprio un pezzente. Vabbè, dai. si sa, tradizioni locali. Quindi niente, tutto qua. Quindi entriamo nel vivo della notizia, però. Allora, tutti sappiamo quanto possa essere imbarazzante e in certi casi anche parecchio doloroso quando ci si imbatte nel proprio ex. Pensate dunque alla storia di questa ragazza che non si è ritrovata di fronte il suo precedente ragazzo in giro in un locale, ma direttamente in casa. Il motivo? Si è fidanzato con la sorella. Da Stati Uniti. Sempre il paese dei balocchi, però pagano bene. Paese ingiocabile. La protagonista di questa vicenda è Kylie Puzzi del Wisconsin, che ha condiviso il video in cui ha narrato la cosa sui social. Le circostanze davvero particolari che ha dovuto affrontare hanno attirato l'attenzione del web, tanto che la clip ha accumulato quasi poco più di 500.000 di visualizzazioni in 2 giorni. Nella didascalia del filmato si può leggere: rompere con il mio ragazzo pensando che non lo vedrò mai più, il tutto accompagnato da un suo scatto. Poi, appena nella scena successiva, ecco che appare il suo ex partner che si mostra con l'aspetto felice. Nessun ritorno di fiamma quando e lui inizia ad uscire con mia sorella. Alla fine, comunque, sembra che la studentessa di biochimica abbia trovato divertente la situazione. Un'opinione diversa però l'avevano i suoi followers, con tanti che hanno etichettato le azioni della sorella come sbagliate e ripugnanti. La regia concorda con i follower. Ma sì, ma a meno che tu non abbia mai portato a casa il fidanzato e io non sappia chi è, la sorella è una stronza.
Parole ragione. forti, parole forti. ma veritiere. Però un pochino sì. Ma sì, ma avrà fatto l'amante per tutto l'anno precedente, Sì. su regia, cioè non ci prendiamo in Cugino? giro. Ma allora, devo dire che in realtà la giocata vera sarebbe stata... No, oltre, vabbè, quello lì è il classico, cioè che è il classico, insomma, da American Pie in poi è normale che quella è la risposta classica a tutto, però esatto. Però la vera giocata sarebbe stata uscire con tutte e due nello stesso tempo e poi fare magari da grande sorpresa di famiglia. Quello lì sarebbe stato proprio il colpo di scena definitivo. Allora, non voglio chiedertelo, ma cosa intendi più nello specifico con grande sorpresa di famiglia? Ma raccontarlo, e prima o poi dovrai raccontarlo, dirlo che stai uscendo con tutte e due. Ecco, diciamo che vorrebbe una famiglia unita un po' come me, che siamo tutti una grande famiglia. Esatto. Una famiglia un po' Che è un po' quello che dici quando assumi nuovi stagisti a fare i talebani. Qui siamo una grande famiglia. Siamo tutti una grande famiglia. Siamo una grande famiglia. Ma infatti, ma quando insomma devono mandare i vari curricula, insomma, e tutti i candidati per entrare nei talebani, ma voi fate come le aziende che fanno, insomma, qui in Italia, ambiente giovane, dinamico, grandi prospettive di carriera. E poi invece... Allora, diciamo che prospettive di carriere, cioè, chiaramente c'è, perché ragazzi, cioè, diciamoci la verità. È un settore in fermento. È un settore in fermento, c'è sempre grande richiesta sotto quel punto di vista, non si può dire niente. Il settore che sta esplodendo. Diciamo che ci sono dei benefit, dei welfare, tipo la mensa aziendale, cioè, con riso e pollo. Con riso e pollo. Ma ridi e scherzi, ma è pagato, l'inflazione colpisce tutti, scusa un attimo. Comunque è strano, lo Stato non ci aiuta, devi capire questa... Ma siete voi lo Stato! Le partite IVA ci massacra! Ma siete voi lo Stato! Ma siete voi lo Stato! Io ci tengo solamente a dire che in Iran non c'è la separazione delle carriere, quindi votate sì al referendum. In Afghanistan? Nemmeno in Afghanistan. Quindi votate sì al referendum. Signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Andiamo al momento saluti. Ringraziamo ovviamente il buon Carletto e il signor Talebano per essere stati qui con noi. Cancellate questo programma. Adesso. Le è piaciuto tornare qui in puntata? Sì, raga, sempre molto divertente, anche per quelli che ci vedono. Secondo me oggi abbiamo dato quasi il meglio. Sono d'accordo. Vi prego, signori, se possibile, venite sempre. Ma perché sono un po' timido, zio, in realtà. Non si direbbe. Ragazzi, anche lei dipende dal lavoro, vabbè, ragazzi. dipende Sapete dal che è un lavoro. periodo concitato in questo momento. Signori, quando potete venite, che a noi fa piacere, sicuramente farà piacere anche ai nostri ascoltatori. Alla regia non lo so, però. Non credo proprio che i telespettatori, E soprattutto anche alla regia fa piacere, che ha riso molto in questa Che è puntata. donna, tra l'altro, per dare contezza di quello che diciamo anche. Certo. No, perché magari non si sa, capito? No, si sa. Si sa. Si Scusate, sono io un novellino, ragazzi. Cugino? Cosa dire? Momento Ovviamente, vabbè, il signor Talebano, questo statale qui che viene a raccontarci di quanto lavora, di quanto ha da fare, per in realtà non fa un cazzo. È lì Io sono un uomo che si è l'ufficio. costruito da solo, ricordatelo, proprio come Ma ti sei Silvio. borghesito, Facile però farlo in Monza e Brianza, falla a Kabul, Una volta eri un fai uomo tu di impresa a campo, Kabul, ti sei stai borghesito, scherzando? Ma ti dovresti sei vergognare, porti un po' di rispetto. Ma eri un uomo di campo una volta, eri un uomo che lavorava per le ma strade, c'ho anche una adesso... certa età, ci sono dei ragazzi giovani. Ma c'hai adesso 20 anni, ho capito, ma si inizia a 8 anni a fare sto mestiere, cioè non pensare. Cioè, ad arrivare a fare sto lavoro a Ma 20 anni, guardate, di ma poi solito c'ho non ci la arrivi moglie, i mai. figli, E tanto adesso si è arriva ai diventato 12 uno anni sto statale. mestiere, che poi ti taglia la testa. Definisci bambino qui, Definisci per bambino. questo. Si torna sempre lì. Signori, è tardissimo, dobbiamo E salutare. adesso, prima di salutare, ovviamente invece Carletto è sempre il benvenuto, glielo dico da 2 settimane, che può venire quando vuole, non lo capisce, evidentemente. Cosa dire? A settimana I nostri prossima. cari ascoltatori, urlare. E come sempre, viva i piedi! Stai ascoltando Radio Libertà.